Guardi, c'è comunanza di intenti e anche trasversalità, insomma, davanti a un bollettino di guerra non si può che rimboccarsi le maniche e vedere di fare qualcosa perché questo bollettino di guerra non sia più tale. Quindi ho già convocato una riunione per lunedì alle ore 11, cercando di mettere attorno al tavolo un po' gli interlocutori, d'accordo con i sindacati che ho incontrato ieri, appunto di trovarci attorno a un tavolo e da lì partire subito una fase operativa di chi fa cosa, insomma, di stabilire che so, le linee di investimento per l'ulteriore formazione, i rapporti SPISAL, lavoratori responsabili della sicurezza nelle aziende, i controlli, insomma una dotazione organica di personale. Cercheremo di discutere assieme, la ragione è disponibile, cioè io non posso pensare che i miei veneti muoiano, e i cittadini in generale, per carità, che tutti i cittadini che lavorano in Veneto muoiano lavorando, cioè non esiste, oppure siano mutilati o invalidi a causa di incidenti sul lavoro. Questo non vuol dire, però diceva prima, che siamo all'anno zero e che in Veneto non sia stato fatto niente per la sicurezza sul lavoro. No, guardi, io non potrò mai accettare che qualcuno cerchi di far politica e strumentalizzare questi dati facendo credere al mondo intero che siamo quattro trogloditi che non hanno mai investito sulla sicurezza sul lavoro. Quindi gli investimenti sono stati fatti, siamo anche una regione molto operosa e molto piena di attività, vediamo ad esempio che c'è un sacco di incidenti nel mondo dell'agricoltura. Questo ci fa capire che forse il tema della formazione rispetto ai cappottamenti dei trattori, le barre antinfortunistiche e quant'altro sono uno dei grandi temi, piuttosto che i cantieri edili, altro tema nel quale ci sono incidenti e così via. Quindi direi senza criminalizzare e generalizzare e senza assolvere nessuno si deve affrontare il tema.